Un'ordinanza che fa rumore. Il giudice impone la chiusura a orari prestabiliti e con larghissimo anticipo rispetto al passato ad un noto locale di Agrigento, Nzolia, nella centralissima piazza San Calogero, tra il Viale della Vittoria e Via Atenea. Il giudice Silvia Capitano della sezione civile, inoltre, secondo le richieste dei residenti della salita San Calogero, ha imposto il divieto di diffondere musica all'esterno e un limite di 3 decibel per la diffusione sonora interna. Nzolia deve chiudere tutti i giorni alle 22:30, il venerdì e il sabato entro la mezzanotte. Guardate, questa è la foto divenuta simbolo di amarezza su Facebook, condivisa da tantissimi clienti di Nzolia, che hanno innescato una vera e propria gara di solidarietà su Facebook alla famiglia Messina, che con sacrificio, impegno e passione ha dato vita 2 anni fa ad una realtà unica nel suo genere per Agrigento. Dura l'ex sed lex. Il primo round della battaglia giudiziaria impiantata contro l'inquinamento acustico provocato dalla presenza di avventori viene persa dai titolari di Nzolia, difesi dagli avvocati Giuseppe Scozzari e Angelo Sutera, e vinta dai residenti rappresentati dall'avvocato Roberto Gambino. I residenti, che hanno anche prodotto una consulenza tecnica per dimostrare che il valore di emissione di suoni ha superato il limite consentito, si sono rivolti al giudice con un ricorso d'urgenza con cui sostenevano anche la responsabilità del Comune di Agrigento per omessa vigilanza sul rispetto degli orari di chiusura degli esercizi commerciali e per la mancata adozione di provvedimenti sindacali per impedire il protrarsi delle molestie. Un'ordinanza in cui non si riconosce la fetta di popolazione che vede Agrigento come città a vocazione turistica, ma anche un'ordinanza che per gli imprenditori che pensassero di investire magari con fatica nel territorio appare come una vera e propria serrata. Che poi, per gli abitué del locale, Nzolia è un'enoteca dove clienti, spesso di età medio-alta, sorseggiano un bicchiere di vino per l'aperitivo o a cena, davanti a taglieri di salumi e formaggi o una grigliata di carne. È questo a creare inquinamento acustico, provocando danni e disagi ai residenti. Dalla parte di Nzolia anche il consigliere comunale di Agrigento e avvocato Pietro Vitellaro, che si è rivolto al sindaco Firetto, alla presidente del consiglio comunale Daniela Catalano e al dirigente dell'ufficio legale del comune, l'avvocato Antonio Insaraco, affinché l'ufficio legale di Palazzo dei Giganti valuti se ci siano le condizioni per presentare legittimo reclamo. Lo stesso Vitellaro spiega: i provvedimenti di un giudice si rispettano sempre, tuttavia è un sacrosanto dovere utilizzare ogni strumento che la legge consente per poter far valere le proprie ragioni e i propri interessi. Ed ancora, continua Vitellaro, bisogna bilanciare gli interessi di entrambe le parti senza che una soccomba in favore dell'altra. Agrigento, continua Vitellaro, è una città a vocazione turistica, bisogna anche salvaguardare i diversi posti di lavoro e le attività commerciali. E adesso i difensori di Nzolia possono impugnare l'ordinanza. A quel punto la questione passerà prima da un collegio di giudici che dovranno decidere se mantenere in vigore ciò che ha imposto l'ordinanza, e questo in attesa che si ritorni in tribunale.